Qui Dino Baggio per Roblox, benvenuti al Palastadio Atletico Conegliano, squadra di casa ospita la Marca Futsal nella prima giornata di Serie C1 Regione Veneto. Tutto pronto? Arriva il fischio d'inizio, si comincia. Tocco morbido, la palla alta filtrante, lo stop, grandissima parata. Trova la Marca in uscita, ancora una palla pennellata lunga e un'altra parata. C'è Ziberi che si è sbarcato a fondo campo, Ziberi la mette in mezzo, Favaro, interviene Bresolin, laterale, mette giù, va in mezzo, poi arriva la sponda, di nuovo in mezzo, palla toccata dietro per Erragi di punta, parata, poi ancora palo, larga tutto, manovra il Conegliano, bellissima questa palla per Imamovic che va di prima in mezzo, scende Bresolin, il pallone, la Marca alla ricerca del varco. Adesso prova l'1-2, capisce tutto Imamovic può partire, Imamovic con la punta, tira in contropiede la Marca, Torresani, preferisce però tornare indietro, la palla lunga, di tacco Sponga, che riflessi, ancora il tocco in mezzo, dentro, un'altra parata di Sponga, si gira, non c'è fallo secondo l'arbitro, quindi c'è Finato che tenta di aprire il piattone, Gheno cerca dalla parte opposta a Ziberi, Ziberi lo vede, lo serve, Gheno tenta il cucchiaio, Favaro, ottimo qui va via del pressing, Finato lavora con il fisico, Finato 1 contro 1, Finato, Bresolin lo stoppa, parte subito in contropiede con il lancio lungo, c'è Garbuio, palla out di poco, palla filtrante, trova però Erragi nella lettura, va a sinistra, ancora una volta riprende la palla il Conegliano, Erragi di nuovo dal compagno, contrasto, si gira alla meglio, c'è un varco per Ziberi, servito, Ziberi, una finta, va col mancino, tenta l'affondo Nicoli, ma riparte poi la squadra di casa, la sovrapposizione, la botta col mancino, che parata ha fatto, Favaro recupera il compagno, il tocco troppo leggero di Ziberi, può andare da solo Garbuio, 1-0 Marca con un pallonetto dolcissimo di Garbuio, va lungo a cercare la sponda che arriva in mezzo, Gheno, parte la conclusione Murata, Fornasieri in pressing del Carbuk, ma alla fine la tocca a Carbuk, va dal compagno, il compagno attende il movimento, poi malon destro di punta, pareggia l'Atletico Conegliano, 2 contro 2 della Marca, va in pressing, alla fine conquista il pallone Ziberi, dalla parte opposta c'è il capitano e trova il gol del 2-1 Federico Finato, la sponda, una finta, tenta la conclusione, la palla rimane lì, una carambola alla fine, tocco veloce, si gira, esce di poco, si smarca anche l'inizio dell'area, Imamovic palla dentro, il rimpallo, il tap-in e Gheno fa il 3-1, doppio vantaggio per l'Atletico Conegliano, parte in contropiede, corre anche Marchiori, servito, Marchiori poi non stoppa bene il pallone, allontana la difesa, Erragi, 3-2, accorcia le distanze la Marca con Erragi, mette giù, aspetta l'inserimento del compagno, arriva e c'è l'autogol, la deviazione decisiva, palla lunga, corre Nicoli l'aggancio, Nicoli la palla dentro la porta è sguarnita, invece riesce a tornare, parte il contropiede della Marca, Imamovic buca sull'avversario, c'è Zandonà, 1 contro 1, Zandonà, salta il portiere, tutto solo, c'è in mezzo anche il compagno, Zandonà, 4-3 Marca, 4-3, la palla messa giù, battuta subito, traversa, incredibile, e c'è la sirena, termina qui l'incontro tra Atletico Conegliano e Marca Futsal, una sfida spettacolare con continui capovolgimenti di fronte, 4-3, vince la Marca.